Allora, Giulia è andata via 5 anni fa, esattamente il 6 maggio del 2018. Prima di andare via, dopo aver sofferto per un tumore cerebrale molto aggressivo, il medulloblastoma, 6 centimetri, ci ha chiesto prima di andare via a 10 anni di lasciare le sue cose ai bambini meno fortunati di lei. Lei che aveva 2 metastasi cerebrali che non potevano essere operate, abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto operazioni, radioterapia, chemioterapia, 4 anni di sofferenza vera, sofferenza croce, sempre col sorriso. La bambina pregava tanto, incoraggiava gli altri, diceva tanti grazie per qualsiasi cosa le facessero. E ci ha lasciato questo testimone, questo impegno. Quando è andata via abbiamo detto dobbiamo fare, ce l'ha chiesto, non possiamo non fare quello che ci ha chiesto. Quindi subito, i giorni dopo la sua andata in cielo, abbiamo dato tutte le sue cose a delle case famiglia, molto, con tanta tristezza, perché comunque ogni cosa ci ricordava di lei. Però l'abbiamo fatto. Poi abbiamo iniziato a cercare subito un locale per poter continuare la sua opera, e a settembre, il 14 settembre del 2018, in 7 metri quadri abbiamo aperto il Sogno di Giulia. Abbiamo dovuto mettere il cognome perché c'è un altro Sogno di Giulia, quindi Sogno di Giulia Zedda su Facebook, se qualcuno vuole cercarci. E in 5 anni abbiamo fatto cose incredibili che neanche noi ci rendiamo conto di aver potuto fare. Abbiamo iniziato con la distribuzione di giocattoli, abbigliamento, cancelleria, scarpe, giubbotti, vestiti di carnevale, regali di Natale, piano piano fino ai progetti, tanti progetti. Un progetto che riguarda i fratellini dei bambini malati di tumore, che si chiama Attraverso le emozioni, perché noi questi bambini li dobbiamo sostenere. Giulia aveva un fratello e quindi abbiamo speso tanto in psicologi. Abbiamo pensato di aiutare le altre famiglie gratuitamente con lo psicologo, quindi abbiamo 4 psicologhe che vanno nelle case dei bambini e sostengono i fratelli, li fanno giocare, li fanno disegnare, li fanno accettare la malattia dei fratelli. Perché io non mi sono ammalato e mio fratello sì? Come si fa a spiegarlo? Come si fa a spiegare a un bambino perché io a 6 anni non posso andare al mare, non posso andare a scuola, non posso andare al parco ai compleanni? È difficile, molto difficile. Quindi questo è un progetto. Un altro progetto si chiama Un gancio in mezzo al cielo, perché come un gancio noi mandiamo i bambini che non hanno il fuori regione, quindi la sovvenzione della regione per andare a curarsi al Gaslini, al Bambino Gesù e al Melier di Firenze, i 3 ospedali pediatrici più importanti. Quindi diamo soldi. Adesso c'è una bambina di 3 anni che è nata senza un pezzo di intestino ed è lì per fare accertamenti e per poi essere rioperata, e noi abbiamo dato un sostegno in denaro, e poi li stiamo anche aiutando a prendere la pensioncina, insomma tutte le cose burocratiche che servono. Un progetto file anima che aiuta i bambini che hanno dei desideri che non possono essere realizzati dai genitori. Un paio di scarpette da calcio, qualcuno è andato a giocare a calcio con lo scotch perché le scarpette erano rotte, e quindi abbiamo comprato le scarpette. Procuriamo cose che servono, presidi medici. Una bambina un caschetto perché è nata con una platicrania, quindi il cranio schiacciato, e poi era una femminuccia, quindi abbiamo comprato il caschetto e adesso la bambina è normale, ha la testolina normale come tutti gli altri. Adesso ha 2 anni, è venuta venerdì da noi a trovarci, Chiara. Insomma, cose, tante cose, non vi voglio annoiare più di tanto. Se volete guardare nella pagina c'è scritto tutto trasparente. Perché siamo qui noi? Intanto ringraziamo Eligio, Teresa, tutta la famiglia, Oliva, Ruggiu, perché adesso abbiamo un progetto che si chiama Ci pensa Giulia. A che cosa ci pensa Giulia? Agli altri bambini, come ci ha detto lei.
Quindi abbiamo comprato un'ambulanza pediatrica che abbiamo dato all'ospedale Bruzzo, ma sta servendo mezza Sardegna. Ci mandano le foto, abbiamo preso una vostra tutta colorata, tutta bella, accogliente, piena di tantissimi accessori che servono ai bambini, presidi medici, c'è anche il defibrillatore. Dopo l'ambulanza adesso compreremo tutto ciò che manca nelle pediatrie di tutta la Sardegna. Partiamo dalle poltrone letto per le mamme, perché certe volte, per esempio a Nuoro, le mamme stanno nelle sedie normali tutta la notte e il giorno dopo devono assistere i bambini che comunque stanno male, se no non starebbero in ospedale. Allora abbiamo già ordinato queste 2 poltrone a letto ignifughe, tutte colorate, con le rotelle, così si possono spostare anche nell'emergenza da una stanza all'altra dove servono. Compreremo termometri, saturimetri, apparecchi misuratori di pressione con il bracciale pediatrico, perché molte volte negli ospedali ci sono gli misuratori di pressione, però non hanno il braccialetto per un bambino di 4 anni, di 10 anni, insomma. Bisogna pensare anche a queste cose stupide, banali, però è vero. Un saturimetro, arriva un bambino con la febbre oppure con gli spasmi, tante cose, e non si ha un saturimetro per misurare l'ossigeno, la saturazione. È difficile. Un termometro costa 3,50 €, si rompono spesso i termometri, quindi ce ne vogliono tanti. Molte volte le infermiere vanno dalla Lidl e li comprano loro, perché c'è bisogno, e quindi facciamo questo progetto per tutti gli ospedali. Molti non hanno bisogno, per esempio qualche ospedale, qualche pediatria Oristano ci ha detto non ci serve niente, per il momento siamo a posto, sono stati onesti. Altri invece non hanno niente, Iglesias non hanno niente, Alghero hanno molte difficoltà, forse chiuderà anche il reparto di pediatria, speriamo di no. E quindi cerchiamo di sopperire a quello che la sanità purtroppo non fa, manca. Progetti ne abbiamo tanti, ce n'è l'ultimo e poi basta. Le stelle di Lorenzo. Lorenzo era un bimbo come Giulia, anche lui aveva un tumore, anche lui è andato in cielo, e lui con la sua associazione realizzano i desideri dei bambini con diabete, talassemia, oncologia, malattie rare, tutti i bambini, e ce ne sono tanti in Sardegna, tanti. Solo i diabetici a Iglesias sono 300 bambini diabetici, è un numero enorme. Allora noi siamo andati, io e mio marito siamo informatori medici, andiamo in tutta la Sardegna, siamo andati a scocciare i direttori sanitari primari delle pediatrie e abbiamo detto, noi abbiamo questa opportunità, un bambino può realizzare un suo sogno, ne esprime 3, quindi 3 desideri e uno gli verrà realizzato. Giulia a Lorenzo ha chiesto di andare a Euro Disney, quindi nel 2017, l'anno prima, siamo andati tutti e 4, che è un altro figlio, tutti e 4 a Euro Disney, abbiamo fatto l'ultima vera bellissima vacanza di divertimento. Tanti bambini chiedono Euro Disney, molti chiedono un computer, molti chiedono un visore per la tridimensionale, molti chiedono tanti desideri, vedere un cantante, un calciatore, e stiamo dando a questi bambini una coccola, cambiando un pochino la loro vita, rendendola un pochino migliore, come hanno fatto gli altri con noi. Ecco quello che ci ha chiesto Giulia. Fare in modo che altri bambini non soffrano come lei.